Sui social per raccontare la sua storia, la sua malattia, per testimoniarla agli altri, incitarli a non avere paura né vergogna di parlarne. Lei è Martina, modella e blogger 33enne che combatte ogni giorno con la retocolite ulcerosa e ha abbracciato la filosofia dell'aprirsi per aiutare gli altri. Io ho iniziato a sensibilizzare proprio in un momento in cui la malattia era brutta. Spulciando sui social vedevo questa finta, ostentazione di: "È tutto bello, la vita è bella, è tutto perfetto", e quindi così mi ha scattato quel qualcosa e ho detto: "No basta, io adesso devo parlarne", e così ho iniziato a parlarne sui social e a portare piano piano, le persone all'interno della mia vita. Malattia cronica e invalidante che si è manifestata quando aveva 4 anni e che nel corso del tempo l'ha portata a fare i conti con dolori lancinanti, ricoveri e interventi. È un continuo stare male, è un continuo avere alti e bassi. Io dico sempre che è come vivere sulle montagne russe. Ma di montagne ne ha scalate, in primis quella del mettersi in gioco e oggi conta circa 100.000 follower, molti dei quali trovano nei suoi video conforto e riscontro. Intraprendere il percorso di modella, quelle cose lì, l'ho intrapreso per andare contro quello che era la mia patologia. Nel senso che, le cicatrici che porto sull'addome era sempre un mettersi in gioco e sconfiggere il fatto che io non amavo comunque farmi vedere in costume, odiavo le mie cicatrici, e quindi era un modo per dire: "No, devo accettarlo e devo farlo accettare", tra virgolette. Tanti i progetti in cantiere, ma con un obiettivo, aiutare gli altri nell'affrontare le difficoltà quotidiane determinate dalla malattia. E a me piacerebbe tanto poter far qualcosa in più, cercando di sensibilizzare il più possibile, cercando di poter dare, piccoli spazi e cercando di rendere la vita già difficile, molto difficile, delle persone che soffrono di BD nel quotidiano.